Salve a tutti, risolviamo ora un esercizio riguardante l'attrito sul piano inclinato. Immaginiamo avere un piano inclinato di angolo 30 gradi e che il corpo sta scivolando lungo il piano inclinato, già si muove e quindi abbiamo un coefficiente di attrito dinamico di 0,2 e ci interessa con quale accelerazione sta scivolando. Quindi, cosa dobbiamo utilizzare? La seconda legge di Newton, che la forza è uguale alla massa per l'accelerazione. Ma quale forza? La risultante delle forze su questo corpo lungo la direzione della superficie. E quindi, parallela a questa superficie, abbiamo la componente dinamica della forza peso e la forza di attrito. Agiscono queste in questa direzione e sono parallele tra loro e quindi semplicemente la risultante ha come modulo FD meno FA, perché l'attrito si oppone alla componente dinamica che tira lungo la discesa. Questa è la risultante in questa direzione, questo è uguale massa per accelerazione. Adesso usiamo le formule che ho spiegato in un altro video come si ottengono. Al posto di FD metto mg seno alfa meno FA che metto mu mg coseno alfa è uguale ma. Tutti i termini contengono m, possiamo dividere con m, quindi dividere l'equazione con m, quindi va via. E ci interessava A, comunque A, se vedete qui è da solo, ce l'abbiamo, questo uguale A uguale a questo, A è uguale G sen alfa meno mu G coseno alfa. E adesso mettiamo i valori. Allora A è uguale G adesso la arrotondiamo a 10 per semplificare i calcoli, poi potete sempre fare calcoli precisi quanto volete. Mettiamo 10 metri al secondo quadrato per seno di 30 gradi. È uno di quei angoli per cui possiamo sapere esattamente il valore del seno, del coseno, del tangente. Però vabbè, se abbiamo un angolo qualsiasi ve lo calcolate con la calcolatrice scientifica. Comunque seno di 30 gradi è un mezzo meno mu è 0,2 per g che è 10 metri al secondo quadrato, coseno di 30 gradi anche il valore esatto è radice di 3 mezzi. Ok, allora questo 2 si elimina, questo 10 diventa un 5. 0,2 per 10 fa esattamente 2 e quel 2 va a eliminarsi col 2 qua sotto. Ok, qui abbiamo 5 metri al secondo quadrato meno radice di 3 metri al secondo quadrato, quindi possiamo scrivere direttamente 5 meno radice di 3 metri al secondo quadrato. Poi potete calcolare il valore approssimato di radice di 3 e calcolare tutto. E sarà solo per far vedere come si fa. Ok, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.